A Mestre continua ad alimentare il dibattito politico la candidatura di diversi cittadini di origine bengalese alle amministrative e parallelamente la questione della moschea di Via Giustizia, destinata, secondo il progetto presentato, a diventare luogo di culto stabile e dignitoso per la comunità musulmana del territorio, così da consentire ai fedeli di pregare nel nome di Allah in spazi adeguati. Tema questo che sta infiammando il confronto politico cittadino, con prese di posizione sempre più nette. A ribadire il proprio no anche prima il Veneto, che parla di criticità di natura fondamentalmente tecnica, ma anche urbanistica e normativa. I venetisti, con il candidato sindaco Pierangelo Del Zotto, richiamano inoltre l'articolo 8 della Costituzione italiana, che riconosce il pluralismo religioso e garantisce pari libertà a tutte le confessioni davanti alla legge, sottolineando però come, a loro dire, il nodo starebbe proprio nell'assenza per l'Islam di un referente unico riconosciuto dallo Stato, equivalente alla figura del Papa per la religione cattolico-cristiana. L'articolo 8 della Costituzione prevede la libertà di religione nel nostro Paese, naturalmente rispettando le regole basilari. Allora, se una religione vuole essere presente in Italia, deve rivolgersi al primo ministro, il quale dopo il parere del ministro degli interni può concedere questo. Qual è il problema della moschea di Venezia? È che la religione che sta chiedendo l'apertura della moschea non è rappresentata ufficialmente da un vertice, mentre se io parlo con i cattolici o il Papa, se parlo con gli ortodossi o il Pope, la loro religione non prevede un vertice, quindi c'è l'impossibilità tecnica, e ripeto tecnica, di sottoscrivere un accordo. Secondo il movimento si tratterebbe quindi di una questione che dovrebbe essere affrontata a livello nazionale attraverso accordi e interlocuzioni con il governo centrale a Roma e non lasciata alla gestione dei singoli comuni, chiamati a decidere caso per caso sull'apertura di nuove moschee o centri islamici. Con il risultato che naturalmente questi si aggregano in centri detti culturali, scaricando un problema che è di Roma ai singoli comuni che non sanno come gestire questa situazione. Quindi è un problema squisitamente tecnico.